Dimenticati, ignorati e senza prospettiva alcuna all'orizzonte, i migranti ospitati nella struttura del CEIS a Vittorio Veneto avevano progetti e ambizioni e se non potranno realizzarli non si vergognano a dire che sarebbe stato meglio morire nei propri paesi. È fuggito dal suo paese perché viveva in condizioni orribili e vorrebbe rimanere qui e per questo ha cominciato a imparare molto bene l'italiano. Stamattina in una trentina circa si sono presentati in Piazza del Popolo accompagnati dai responsabili della rete Cittadinanza Solidale. Noi abbiamo fatto in questo periodo come rete di Cittadinanza Solidale un servizio di supplenza dei servizi che mancavano, per cui è la preparazione per esempio per loro alle commissioni e perché sapessero che cosa e come dovevano dirlo e che cosa gli sarebbe stato chiesto. Un sit-in pacifico alla vigilia della celebrazione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, istituita e adottata dall'Assemblea dell'ONU per denunciare la loro condizione che peggiora di giorno in giorno a causa delle lentezze burocratiche della Commissione che deve esaminare le loro richieste d'asilo. Il motivo per cui sono qui a manifestare oggi è legato alla richiesta della carta d'identità e quindi della residenza per andare a ottenere la carta d'identità. Ma c'è di più, le condizioni in cui i profughi sono costretti a vivere da circa un anno sono definite disumane. Siamo richiedenti asilo, non prigionieri, dicono. Ci sono persone che vivono qui da 11 mesi. L'altra volta che i profughi sono stati in prefettura gli avevano assicurato che questo campo sarebbe stato un campo temporaneo. E invece questo campo sta diventando permanente e per questo stanno crescendo i problemi all'interno del campo. Una situazione che è lo specchio di quanto sta accadendo nel paese. Sulla questione migranti si va avanti in ordine sparso per governare un'emergenza che sembra non avere fine. Per chi ha lasciato il proprio paese per seguire il miraggio di una vita nuova, l'angoscia non è finita.